Perfetto, allora iniziamo. Quando vedi l'infinità di compiti assegnati per domani, non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Adesso passiamo alla professoressa Simonato e poi dirigente. Vai. Allora, No, io non. buongiorno a tutti. Io leggo due terzine, secondo me ci stanno con questo periodo. È la Bene. fine dell'inferno, proprio la fine. Sì. O Duca e io per quel cammino ascoso intrammo, a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura aver d'alcun riposo. Salimmo su, e il primo, e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta al cielo, per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Bellissima, grazie, grazie Antonella. Poeta, sommo poeta, sommo poeta, l'hai capita? Antonella è troppo bella. Y uguale mx più MX, q. Ecco dove stava la retta via. Ecco dove Ecco, stava la bravi. retteria. Bellissimi Sofia. Grazie, Bellissimi. ciao. Grazie, grazie Antonella. Dirigente, la parola a lei. Sì, però io sono impreparato. Lasciatemi qualche secondo che ci penso. Vi lascio la parola. Comunque l'ho trovato adesso. Ho cercato con il cellulare. Non so, io sarei orientato sul Power Presentation. Lasciamo la parola a Nicola. So che Nicola aveva 3 terzine da leggerci. Canto decimo, ond'io a lui. Lo strazio è il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso. Tale orazione fa far nel nostro tempio. Poi ch'ebbe sospirando il capo scosso, a ciò non fu io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso. Ma fu io solo, laddove sofferto fu per ciascuna di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Bellissimo, grazie. A un certo punto Dante dice: io fui il solo che a viso scoperto difesi Firenze, no? E per certo aspetto noi abbiamo questo ruolo qua, nel senso che siamo coloro che in questo momento stanno con le nostre attività, eccetera, stiamo difendendo ancora la scuola anche al tempo del coronavirus, la stiamo portando avanti, e questa mi pare sia una cosa stupenda. Come prima Antonella diceva, il discorso è rivedremo le stelle, rivedremo e avremo la possibilità, ovviamente ci saranno tempi migliori, e questo ci ricorda anche un po' il motto che in questi giorni ci sta accompagnando, e che andrà tutto bene, alla fine andrà tutto bene. Insomma, mi pare sia una bellissima cosa da ricordare, sicuramente. Io ho la Divina Commedia di Topolino. Vediamo. Come nel primo Dimmi. canto vebbi a dire, in una selva oscura mi trovai, che nel pensier mi fa rabbrividire. Quivi sospiri, pianti ed alti guai, parole dire e suon di man con quelle, sì che pareva d'essere in travai, nel quale il passegger vede le stelle, imperocché viene compresso al punto, che dalle fauci gli escon le budelle. Ma poi che fui al piede un colle giunto, ove finita la valle maledetta, che m'aveva di paur pure il computo, alzai lo sguardo e giunto e giusto dalla vetta vidi io calare in corsa rotta e folle un tal che pedalava in bicicletta. Tosto che innanzi a me fermarsi volle con parolette dolci e faccia lieta gridommi: benvenuto a questo colle, io son nomato Pippo e son poeta, per l'inferno ce n'andremo a spasso verso un'oscura e dolorosa meta. Laggiù poi pregheremo Satanasso, acciocché sia con noi tanto cortese da farci uscir dal doloroso passo. Indi una mano fra le sue mi prese, con lieto volto e con parole alate aggiunse: vieni, andiamo a quel paese. Ed ecco con le grandi ali spiegate verso di noi vedir 3 messaggeri, come colombe dal desio chiamate. Onde il poeta a me sarà mestieri seguir loro, invito a cuor giocando, perché si siano amici e son sinceri. Perciò se vuoi discendere nel profondo inferno, ormai poniamoci in cammino, io sarò primo e tu sarai secondo. Bellissima, grazie, veramente, veramente, veramente bella e anche proprio simpatica. Ecco. Io invece vorrei leggervi dalle rime
un sonetto che io amo molto, che spesso faccio in classe, ma mai come adesso l'ho sentito così vivo e così importante per me. Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in talento di stare insieme, crescesse il disio. E Monna Vanna e Monna Lagia, poi che con quella che sul numero delle 30 componesse il buon incantatore, e qui vi ragionar sempre d'amore, che ciascun di loro fosse contenta, siccome io credo che saremmo noi. L'ho scelto perché per me è il sonetto che fondamentalmente parla dell'amicizia e mai come in questo momento lo sento vicino a me. L'ho anche scelto perché racconta la storia di 3 amici che vorrebbero stare insieme, magari far passarsi una bellissima giornata in barca, al largo, a parlare vicini, cosa che adesso non possiamo fare, magari abbracciandosi anche, cosa che adesso non possiamo fare, e passare un bellissimo pomeriggio insieme al largo sulle onde. È bellissimo, mai come in questo momento vorrei poterlo fare anch'io. Ecco, a volte l'amore è proprio dietro l'angolo. Beatrice, bellissimo, proprio Vediamo. bello. Dante e Beatrice. Qualcun altro vuole intervenire? Vi leggo solo 3 strofe Sì. del Purgatorio che a me sono sempre tantissimo piaciute da quando durante le superiori avevo studiato Dante, e tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, queste sono proprio quelle che ancora ricordo adesso e sono dette, diciamo, da Pia de Tolomei, che a un certo punto dice: Siena mi fe, disfecemi Maremma, salsi colui che n'annellata pria disposando, ma vea con la sua gemma. Queste qua sono proprio frasi che mi sono sempre rimaste dentro al cuore, perché hanno anche un significato particolare, e le ricordo ormai da più di 30 anni. Quindi, Bellissimo, infatti ce le hai recitate, è stata una cosa stupenda. Guarda che è arrivato anche Veronese. Buongiorno a tutti ragazzi, sono riuscito a fare un salto tra... Sì, dai, prima perché il professore stava facendo lezione. Sì, ma ancora sto facendo lezione, perché dai, qua fa le imboscate qua. Dai, cosa volevi proporci, Veronese? Allora, io volevo fare con Bortoletto lo spritz alla Veneta, così, tanto per portare un po' di intrattenimento, ma purtroppo è andata male. Quindi, sì, a causa della lezione online. Sì, sono rimasto con le mani in mano, diciamo. Dai, esco subito, che sennò poi mi mangia. Grazie Edoardo, grazie mille della tua presenza. Niente. Ciao a tutti. Ciao Davide, cosa hai preparato per noi? Io avevo portato un'altra meme come la Sofia. Sì, Dante io ho su portato Dante, Dante su Dante, Dante su Dante su Dante, Dante su Dante su Dante. Bellissima, fortissima, è filosofica, è vero, professor Moro? Sì, come processo che porta la coscienza in modo dialettico. Bravissimo. Allora, facciamo intervenire il dirigente. Però e bisognerebbe poi leggere anche il canto. Paventiamo un po' qualcuno il canto terzo. Potrebbe leggere 3 strofe del canto terzo. Sono molto facili, no? Per me si va nella città dolente. Mi sono attrezzato così. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecimi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. La porta dell'inferno. Com'è bellissima all'inizio il canto primo del Paradiso, la gloria di colui che tutto muove,
per l'universo riprende un po' come il nostro presidente. Una parte più e meno altrove. Non tutto l'universo, ma in tutto il Lasciamo allora la parola al dirigente. Guardate che ho la tosse. Signore. Allora. Tutte le scuse sono buone. Tutte le scuse sono buone. È dura, io non l'ho mai letto. Siamo dalla sua parte, dai. Amor, che corge il ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci for forte. Quand'io intesi quelle anime offese, chinà il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai, o lasso quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno triste e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che come concedette amore che conoscesti i dubbiosi disiri, e quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Terribile sta frase, tremenda. Nessun maggior dolore che ricordare dei tempi felici nella miseria. Quando si sta male si pensa, quando si sta bene è veramente tragica la questione. Però la melodia è molto più potente, il canto quinto è musicale, si dovrebbe sentire la musica. Leggo un paio di versi io. No, Galeotto fu un libro e chi lo scrisse? Quel giorno più non vi leggemmo avante. E mentre che uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io ven meno, così come io morisse. Bellissimo! E caddi come corpo morto cadde. E l'ultimo verso avete saltato. Fortissimo, Alessandro, è preso, è partito. Senti la musica. Ma guarda che la lettura dei versi è anche musicalità, cioè è vero che c'è una lettura della comprensione, ma prima di tutto è musica. Chi salverà la musica? C'è Maria Clara che vuole leggerci qualcosa. Vai Maria Clara. Io dedico qualcosa alla mia Umbria che è sotto la neve da ieri. E quindi nel Paradiso canto 11°, e la terzina 25, 26 e la 37. Ma per chi io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso. La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo, facean esser cagion de pensier santi, quando a colui che ha tanto ben sortillo piacque di trarlo su alla mercede, che meritò del suo farsi pusillo. A me piace tantissimo perché rappresenta Francesco e la Chiesa come due amanti, è una cosa bellissima e possiamo un attimino vedere come noi con la scuola abbiamo questa passione, no? Lui l'aveva con la Chiesa e noi abbiamo questa passione per la scuola. E anche noi ci facciamo piccoli, ci mettiamo sempre a disposizione dei nostri ragazzi come faceva Francesco. Mi piace molto per questo e mi ricorda i miei luoghi. Tutto qua. Bellissimo, grazie, bellissimo intervento. Allora, per concludere, Irene, vai tu con la tua sorpresa, la sorpresa per il Dante D. Sono andata in cerca di una ricetta particolare del famoso pane toscano, ecco. Ho impastato ecco. E ho fatto il pane toscano. Adesso Wow, non so se si vede no, ecco bene. così. Bellissimo, col volto di Dante e la crema d'alloro. Bravissima. Che mi sta anche scivolando, ecco. Quindi ho cercato di riprodurre il profilo di Dante come c'era anche nel volantino.
e stamattina sono andata in giardino qua sotto a fare un po' di giardinaggio, ecco. È da ieri che qua in famiglia lo guardano e dicono quando è che si mangia, e io che continuo a ripetere dopo la diretta. Ecco. Grazie Irene, ringrazio tutti per la partecipazione, veramente vi ringrazio, è stato un momento secondo me bellissimo e speriamo di avere altre occasioni per fare un momento di poesia in questa maniera qua, in questa modalità qua. Saluti, arrivederci a tutti. Ciao, buon pranzo. Ciao a tutti, ciao. Lei smarrito. Buon martedì.